Franco Pilla, CGIL, siamo qui in Prato della Valle per denunciare la situazione dei lavoratori ENAIP. Ecco, di cosa si tratta? Sì, oggi i lavoratori dell'ENAIP non stanno percependo 3 mensilità e mezza, per cui la situazione economica dei dipendenti è grave, non ci sono soluzioni a breve, c'è una responsabilità di questo anche della Regione Veneto che prima del termine della legislatura non ha fatto le casse per poter dare i finanziamenti agli enti, di conseguenza siamo in attesa adesso della nuova giunta e del nuovo assessore per capire quale sarà il futuro di questi lavoratori dal punto di vista economico. Ecco, di quanti lavoratori stiamo parlando? Sì, stiamo parlando di circa 350 dipendenti più altri 100-150 lavoratori con contratto a progetto e partita IVA, per cui è un numero consistente di lavoratori che non vedono le loro spettanze onorate. È da dire che i lavoratori fino ad oggi sono sempre stati regolarmente in aula e hanno svolto il loro lavoro, perciò garantendo il servizio all'utenza. Ecco, voi come sindacato avete avuto modo di parlare con i datori di lavoro? Sì, noi abbiamo avuto più incontri con i datori di lavoro che danno tutta la responsabilità ai ritardi dei finanziamenti della Regione. Noi riteniamo però che ci siano anche delle responsabilità da parte dell'ENAIP. Noi abbiamo anche chiesto più volte di vedere i bilanci, di capire bene qual è la situazione economica, ma abbiamo sempre avuto risposte negative. Quindi adesso come vi muoverete? Sì, adesso valuteremo con tutti gli altri lavoratori il da farsi, ma c'è anche un'idea di arrivare anche a un blocco degli esami o al blocco degli scrutini.